Buondì cari amici di Maratona Veneta, il video sulla parola Venezia che ho fatto e va a integrare questa seconda parte, là ero proprio a Venezia e qua sono tornato avanti a me lavagna per venire fuori anche in base ai vostri commenti e spiegare il punto di una risposta definitiva sulla scrittura della parola Venezia e le sue varietà in te spazio e in te tempo. Non so quanto lungo che sarà, spero che sia più corto perché sarò abbastanza schematico, perché io dei dati, diciamo, di fatto, quelli che vedrò. Allora, che se ancora tre possibilità di pronunciare sto termine qua. Le tre possibilità, le se, di dire, vediamo così. Come sempre, sapete che mi descrivo la pronuncia fonetica. Qua dentro la pronuncia di quei che dice Venezia. Siamo di parlare solo della lingua veneta e non siamo di dire questo qua corrisponde all'italiano, sì, è vero, anche se a livello di realizzazione fonica è differente, ma a livello potremmo dire fonematico, ecco, sono se, sì, non siamo proprio fonematico, ma va bene, e sono se z, ok? Qua abbiamo invece th e qua abbiamo s. Dunque, chi che dice Venezia, chi che dice Venezia, chi che dice Venezia. Partiamo dal Beumat. Venezia. Come se si scrive la TH la th in Veneto, la scriviamo TH, come la th inglese di think. Bon? Dunque, questi qua mi scriverà Venezia. Perfetto. Venezia, qui che dice Venezia con la S, sappiamo che la S in Veneto in qualunque punto che sia, non so perché si è diventato tutto scuro, vabbè, è il telefono che sa fa quello che vuoi, non so ancora sta buon capire qual è la cosa incriminata che cambia il focus, ma vabbè, non importa, non so sta buon cavare che l'autofocus. E qua che è la S, dopo chi che dice Venezia e scrive, questa è la scrittura moderna, e scrive Venezia, qui che dice Venezia, tipo, non so, in te a Bassa Visentina, in te a Rovigotto, in te a San Capiave, in te a Bassa Veronese, e scriverà Venezia. Bon, ts, anche se avevo strozzata di una S, e th, Venezia. Queste qua sono tre possibilità venete. Ancora. Segnandoli però, facciamo un passo indietro. Andiamo in cerca sui documenti che avevamo a livello dizionaristico, ma anche di documentazione, non so, poesie, atti scritti, catemo, o se no, in base alle risposte che mi avevi dato anche di altri, e catemo, per esempio, non so, a Venezia, tanti scrive Venezia con lo S. Se vuol dire che sto qua è tradizionale, e che modo mandarsi cosa vuol dire tradizione. Anzi, stiamo qua sotto, andiamo in cerca ancora più in rio. Sempre pronunciando Venezia, gli autori veneziani, in l'Ottocento, ma anche in il Settecento, e in realtà anche prima, fino anche al Cinquecento, sì, catemo chi scrive cosita. E gli pronuncia sempre Venezia, manco Savino, che è una registrazione, però, gli pronuncia sempre Venezia, ma scrive cosita. Scrive con la stessa Z che in italiano rappresenta sta roba qua, ma in realtà per rappresentare sta roba qua. E ora se mi guardo sul Boerio o guardo una commedia di Goldoni come che l'ha scritta, la parola Venezia e mi scrive cosita. Dunque, se gli scriveva questa lettera qua, presumibilmente come l'italiano veneziano, cavando la O finale, però con la consuetudine che non se lese mia, come i toscani chi leseva cosita, o in realtà i rovigotti per esempio, ma che se lese con la S, dunque scriveva cosita, ma leseva Venezia. E ora già vedremo che Venezia con la doppia S è una roba che si è cagata nella seconda metà del Novecento, si è cominciato a scrivere cosita, insomma, inter Novecento, fino all'800 sicuro si scriveva cosita, ma se uno va in drio sempre, probabilmente, adesso faccio un caveat,
Probabilmente o al manco neantri ancora la maggioranza delle persone crede che quella fosse la maniera di esprimere la stessa S di Venezia, che abbiamo scritto, adesso capirei perché ho fatto tutte queste premesse, che abbiamo scritto Venezia anche così. Ma quando che neantri che abbiamo Venezia scritto così, in realtà sta X qua, che veniva adoperata anche per il Z, se è coerente e appodaria esserlo, in sto caso, qua la nuova mia letta come la S de serpente, Venezia, ma come la Z che neantri avevamo, no? La Z della solita zanzara, sginsaia, no? Che in scrittura moderna scrivemo qua Z veneta, che non la Z mia sta qua è la Z tipo italiano, per capirsi. Bon. Qua Z sonora, semplice. Bon. E ora probabilmente questi voi a pronunciare in realtà non Venezia, no, su sta quella qua, ma io voi a pronunciare, ve scrivo qua in piccolo, Venezia. Perché c'è questa possibilità qua, che pronunciasse Venezia? Perché se noi guardiamo i testi del 500, questo è del 4-500, se noi guardiamo i testi del 500 toscani, che iscrive la parola Venezia in toscano, iscrive Vinegia o robe del genere. Vignesia anche, che è scritto su anche a testi veneti, con una S che in quel periodo là, in quel punto là, la può venire a interpretare in realtà come una Z, una S cosiddetta sonora, ma che in realtà diventa un altro suono perché non è una S sonora, ma è una Z a livello fonetico, non è una S diversa, è una Z, è un suono differente, no? La stessa differenza che c'è tra S e Z, è la stessa che passa tra F e V, cioè è imparentale, ma è due bestie diverse, come che scrivo F in una maniera e V in un'altra, sebbene cambia solo per una roba, per lo stesso motivo S e Z e ha due funzioni differenti, due suoni differenti. E ora questi qua, quando che scrivemo, come che tanti degli altri che ho proposto sui commenti, se scrivemo Venezia con la X, in realtà si poteva scrivere come che si scriveva in 500, ma probabilmente pronunziando in una maniera completamente differente dal Venezia che neanche si poteva tentare, che chi che scrive con la X tenta di essere di scrivere. Attenzione! La X veneta dei testi veneti antichi non sostituisce il suono della S, no, il suono S del serpente, per capirsi, ma la sostituisce e eventualmente il suono Z. Bon, dunque se uno scrive X, l'intende Z a quel tempo là, va bene? Perfetto. Ancora, abbiamo resimentato tutto che si scrive solo Z in modo che non succede più sti casini qua e anche altri. Se andiamo ancora più in drio, cominciamo ad arrivare alla scrittura tipo latin, Venetia. Pensate che anche l'italiano, potremmo dire, fin al 500, sì, e scrive anche l'italiano e scrive Venezia con la T come che si faceva in latino. E ora cosa che capita? Succede qua, come che se in inglese, non so, Venetian, Venetian, dopo ognuno, siccome che era una scrittura alla latina, non aveva un riferimento specifico a come che uno pronunziava. Gli se ne fregava, se ignorava la pronuncia si dava previeso all'origine, non so perché siete a sbassarsi il colore, vabbè, e se dava privilegio all'origine, sarà camisa bianca, c'ha per paura, massa riflessi, vabbè, se dava prevalenza all'etimologia e di conseguenza all'autorità del passato. Bon, stessa roba, questo qua poteva essere anche adoperato effettivamente per rappresentare tutte le scritture. Se notate bene la T da che viene fuori Venetia, che è la terra dei Veneti, Venetia vuol dire letteralmente dei Veneti, e ora vedi che sta T, che è qua su Veneti, più A diventa Venetia, in quel tempo sta T seguita da una I e dopo da un'altra vocale, sta T per colpa delle I la sega paetaisa, sostanzialmente la subio, ecco, vabbè, in queste condizioni qua, la ga subio una... vabbè, è in condizione paetaisa, una sega mia paetaisa effettivamente, ma vabbè, ha subito un cambiamento, sta T qua, che se sta sostanzialmente o da diventare direttamente interdentae, th, va bene? E comunque è una forma di avanzamento, di appiattimento della T,
Questa qua la puoi diventarne Venezia, vedi che effettivamente scrivendo Venezia con la TH in qualche maniera mi ricordo che c'era una T dentro. E ancora di più qua, perché anche qua scrivendo Venezia con la TS rendo proprio conto di quello che si capita sostanzialmente una sibiantizzazione della T in condizione precedente a una approssimante paia tae, va bene? Perfetto. Dunque, se poteva scrivere cosita, se poteva ancora adesso scrivere solo sta roba qua, a patto di non lesere mia Venetia, perché sta roba qua potrebbe essere una scrittura unifegante che va bene per tutti, dopo ognuno si lese la sua, e il problema è che non si potrebbe più lesere Venetia, va bene? Che se invece appunto potrebbe essere l'esatta definizione della parola del territorio dei Veneti. Perfetto. E ora sto Venetia, che poteva andare bene addirittura anche per il toscano, andava bene andaria bene per l'inglese, che infatti la terra veneta gli chiama finisce, ma scrive Venetia. Bon? Dunque anche ora, anche la sigla che è diventata una S per paesava, Veniscia con la sc, bon? E ora vuol dire che si poteva fare anche quello. Dopo se si va ancora più in trio, se cata in testi fino al 300, se cata scritto questo, questo si cata anche a Pindrino in realtà, secata anche scritto con la C, che aveva sostanzialmente la stessa funzione che dopo è stata soppiantata dalla Z all'italiana, perché ha seguito che astrava là. Per gli altri invece ha fatto una funzione differente, che in Veneto che crea un problema, perché sta qua la Z sia sorda che sonora anche in italiano, e fa abbastanza casino. Dobbiamo parlare del video della Z. Perfetto. Secata anche questa roba qua, con sta C che in realtà la una C o C con sedia, dunque la una C in realtà che ha una funzione di una Z, perché sedia in spagnolo sedia vuol dire piccola Z, bon, non è una coetta come qualcuno pensa, la piccola Z, dunque era in realtà una C che è diventata Z. Se ne altri andiamo ancora più in rio, sono testi veneziani ma anche veronesi paradossalmente. Giacomino da Verona, testi veneziani è il primo, a forte, è il primo trattato internazionale scritto in Veneto. E scrive Venezia, cosita, con una S solo. E in che stesso documento catemo elementi che puoi dirne che probabilmente, questo era del 1207, probabilmente questo veramente si lese a Venezia. L'alternativa è che alla peso potesse lesersi Venezia, za qua in del 1200. Se possibile, ma non avevamo, può essere che fosse addirittura un doppio standard, che fosse possibile tutte e due le robe. Certo se che qua dentro non sta né Venezia né Venezia. E dunque qua che si sa un distacco evidente dalla Venetia con la T alla latina. Vi ricordo che la Reggio Venetia e Istria è il nome latino che si veniva da Rayon, diciamo che andava dall'Adda fin appunto all'Istria. E dunque prima ancora che nascesse a città di Venezia. Quindi quando parliamo di Venezia in realtà stiamo di parlare di tre robe contemporaneamente. Stiamo di parlare del gran territorio veneto, la Venezia Granda, diciamo. Dopo che c'è un altro territorio esteso, che è la Venezia marittima, quello che sarà il futuro Dogado, e dopo diciamo che par Sineddo che si diventa Venezia, per antonomasia, Rialto, essendo la città che si è diventata la più importante delle varie civitates del Dogado Veneto, praticamente si è diventata, aggancia il nome di tutto il territorio, no? Dunque, la città che in realtà no, saria, ieri non ero mia a Venezia, ero in la Venezia, ma a Rialto. Rialto, che è quel che con gli altri chiamiamo Venezia, anche se diciamo appunto impropriamente, perché sarebbe Rialto come che è Ciosa, come che e altre città che facevano parte di Dogado, era Grado per esempio, Jesolo e avanti così. Bon, allora, ste qua le possibilità che catemo che le avanza su tutte le varietà, con scritture unifeganti o con scritture che non sono mia unifegante perché rappresenta la singola possibilità del parlante. Anco modernamente, anche per mettere un attimo di ordine, ma anche perché si va a cambiare filosofia sulla lingua, è quella che ognuno possa descrivere precisamente le proprie varietà senza imporre niente a nessuno. Non imponeremo mai al beunese di dire Venezia e tanto manco al veneziano di dire Venezia, per esempio. Però prima di tutto che sia coscienza linguistica, sapere che sta quasi Venezia, sta quasi Venezia e sta qua a sé Venezia e ognuno è suo. Sta qua, anche questo è il modello veneto. Anche Pancoga abbiamo fatto, stavolta il nostro video è davvero completo.
Ieri pareva più corto, così da diventare più lungo, niente, se vediamo domani. Ciao!